L'incendio è stato violento e ha interessato quasi tutta la zona comune. Credo che il futuro dell'IPM di Treviso sia Rovigo. Rimarrà forse il CPA, forse il centro di prima accoglienza. Secondo me l'istituto per minori di Treviso rischia seriamente di essere chiuso. I danni sono tanto ingenti e i fatti così gravi che potrebbero portare alla fine di una storia decennale, quella della sezione minorile del carcere di Santabona. A dirlo Giovanni Vona, segretario regionale del SAP, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Quanto successo però martedì sera con la rivolta dei giovani detenuti causa la scarsa qualità del cibo, più che un fulmine al ciel sereno, è stato un epilogo annunciato. Nel caso specifico a Treviso si era concentrata una presenza di soggetti pericolosi, soggetti violenti, di soggetti seppur minori ma dalle capacità comunque di poter organizzare quello che è successo. Quindi bastava semplicemente intervenire prima, separarli, allontanarli dalla struttura. Era una struttura fatiscente, vetusta, da chiudere, con alcuni aspetti, a parere mio, vicino a situazioni inumane. Faccio un esempio: vi era il piatto della doccia che all'occorrenza diventava il water, e quindi io ho segnalato questo ai superiori uffici che magari oggi sono lì a fare l'ispezione e mi hanno detto che era tutto normale. Per me non è normale. Insomma, per il SAP c'è poco da stupirsi nelle ore in cui il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Venezia, articolazione del Ministero, sta tentando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità interne. C'è un'ispezione in corso, adesso andranno a vedere un po', sicuramente sentiranno i colleghi cosa è successo, il perché, insomma, e quindi cercano di costruire quanto già è tutto chiaro. Ripeto, magari cercheranno di deviare. Io mi auguro che mi stia sbagliando, ma l'esperienza mi insegna sempre che quando succedono queste cose qui ci si cerca il colpevole facile da porre sul banco degli imputati e via. I giovani detenuti si trovano ora in strutture del Sud Italia, mentre sulla vicenda sta indagando anche la Procura dei minori di Venezia.